Signore e signori, buonasera, ancora grande hockey qui al Palazzo di Cadolfin, perché si affrontano nel recupero della 22esima giornata una serie di posticipi. Sono Bassano e Forte dei Marmi ed è un duello particolare perché la giornata è stata contrassegnata dalle decisioni del giudice sportivo che ha assegnato 10-0 a Tavolino la vittoria del Tiene e Dani del Sbrigo, per reo di aver schierato Capitan Gasparotto nel derby appunto 3 giorni fa. Gasparotto era stato espulso a Fagliano nel match precedente e quindi a rigor di logica non avrebbe dovuto essere impiegato nel derby di Tiene, e invece è stato utilizzato. Da qui è scattata la sconfitta a Tavolino per Sandrigo e la squalifica per una giornata ulteriore a Gasparotto. Adesso poi bisognerà vedere se Sandrigo presenterà o meno reclamo, ci sono i margini per poterlo fare. In ogni caso la classifica è cambiata perché Bassano non ha più 2 punti di vantaggio sul Sandrigo, Bassano resta a 14, Sandrigo a 9 e ovviamente con la vittoria a Tavolino Tiene si porta a 9. In teoria Tiene può avere qualche chance al pari di Sandrigo per rientrare in corsa salvezza nelle restanti 2 giornate, anzi nelle restanti 2 giornate da qui a fine mese. Però è chiaro che questa sentenza di primo grado è un'ammazzata per quanto riguarda le speranze, le verità di rincorsa di Sandrigo, che si era portato a -2 sul Bassano. Adesso Bassano è tornato a +5. È evidente però che al di là di tutto Bassano deve fare il possibile e l'impossibile per salvarsi sul campo, a prescindere dai 3 punti sottratti o meno alla formazione sandricense. Una questione di principio e anche credo di onore dovesse farsi. Intanto vediamo il Forte Marmi in attacco, dovesse farselo i giallorossi soltanto grazie a una sentenza del giudice sportivo, per quanto così avvallata anche da una leggerezza
evitabile da parte della formazione santricense, sarebbe un peccato, e quindi è opportuno appunto che Bassano dia un bel giro di manovella e costruisca un finale di stagione quantomeno arrembante, di giocarsela alla pari col Forte, giocarsela alla pari con Lodi e lo stesso con Follonica, e magari a mente sgombra provare a fare qualcosa di più e di meglio di quanto prodotto sin qua. Nell'introdurre Fausto Postan, analista tecnico di ogni telecronaca qua da Cadolfin, lo coinvolgiamo anche su quanto accaduto in giornata, che ha un po' cambiato gli equilibri. Chiaro, era sicuramente una situazione evitabile. Ora che è accaduto, quantomeno sul piano del Sandrigo presenterà forse reclamo, sul piano del Bassano deve dare una prova d'orgoglio da qui fino al termine della regular season. Sì, ciao Vincenzo, buonasera a chi ci ascolta. Dal punto di vista regolamentare, l'errore che ha commesso il Sandrigo è stato quello di non aver valutato il regolamento gare e campionati, che sancisce la necessità per il giocatore che riceve un cartellino rosso di rimanere comunque fermo in attesa della pronuncia del giudice sportivo. È stata una decisione, una situazione un po' strana, qualche problema c'è stato, lo stesso provvedimento andrà analizzato, non è definitivo perché Sandrigo comunque a termini di regolamento del regolamento di giustizia e disciplina può promuovere ricorso alla Corte Sportiva Federale di Appello. Detto questo, dal punto di vista della classifica, al termine della partita di sabato Sandrigo aveva 12 punti, Bassano 14, Sandrigo aveva 2 partite da giocare, Bassano ne aveva 3. Quindi credo che comunque Bassano le velleità e la necessità di trovare i punti salvezza a prescindere da quello che faceva Sandrigo ce le aveva e sono rimaste intatte. E piuttosto dispiace per Sandrigo perché da penultimo a potersi giocare il teorico aggancio alla terz'ultima posizione, di fatto finisse così, è ultimo perché nei confronti diretti contiene, è soccombente, e quindi una formazione come quale quella sandricense, che aveva fatto una stagione importante inseguendo quasi fino alla fine un sogno chiamato salvezza, adesso sicuramente vede la situazione quasi compromessa, fermo restando la facoltà appunto di promuovere il ricorso. Per quanto riguarda la partita di stasera, sicuramente è seconda in classifica contro terzultima, quindi in teoria è a senso unico, ma questo sport ci ha abituato a sorprese e ne sa qualcosa di Forte dei Marmi, perché sabato scorso ha impattato in casa con lo Scagnano per 2-2. Con lo Scagnano questo dimostra che se si approccia la partita nella maniera giusta e con grande intensità puoi mettere in difficoltà i bastoni di traverso contro chiunque. Bassano paradossalmente alleggerito da un certo tipo di pressione, specie con la sentenza e il verdetto del giudice sportivo di oggi, deve comunque mostrare, palesare un atteggiamento emotivo e anche tecnico differente a prescindere da quello che sarà il risultato. Poi, come hai detto giustamente tu, Fausto, il ricorso potrebbe dare poi ragione allo stesso a Sandrigo, quindi Bassano farà bene a tenere, come dire, le antenne dritte e gli occhi ben aperti e cercare di pedalare e fare il suo in pista. Andiamo a vedere quelli che sono i quintetti in campo, quindi Dal Monte a difesa dei pali giallorossi, la linea difensiva composta da Diogo Neves e Barbieri, e Scuccato e Crespo, che sono i due punteros deputati a pungere nella gabbia difesa dal Riccardo Gnata, che è una nostra conoscenza, svezzato con successo a Breganze. E appunto Riccardo Gnata è l'estremo difensore Forte Marmino, mentre sicuramente tanto l'assalto, gli esterni di Forte dei Marmi sono il numero 18 Casas, che insieme a Federico Ambrosio, lo ricordiamo, guida la classifica dei marcatori di Forte dei Marmi. Tra l'altro Ambrosio e Casas guidano sì la classifica ma anche la classifica generale, si tratta di due fuoriclasse deputati, e Ambrosio e Casas sono naturalmente in pista stasera insieme, c'è ancora un assalto insieme a Gnata, e gli altri esterni sono il numero 7 Burgaia e 57 Platero. E Platero, Franco Platero, l'argentino. Quindi è una squadra veramente di stelle filanti,
i due spagnoli, Platero stesso, l'argentino, poi Ambrosio, Gnata e tra l'altro in panca Gigio Bresciani, una vecchia conoscenza e sempre apprezzatissima da queste parti. Attenzione all'attacco, la botta da fuori di Diogo Neves, hanno fior di giocatori, pensate solo a Davide Motaran, tanto per dirne una. Federico Ambrosio, esatto, l'emergente Lia Cinquini, quindi attenzione ancora all'attacco di Bassano con Diogo Neves in possesso di sfera, chiama in causa Scucato e vediamo ancora Scucato, poi Crespo che è l'universale della squadra, lo trovi in prima e seconda linea indifferentemente dove la squadra ha bisogno. Ancora Scucato che è autore di un gran gol col Vercelli, sta per fare una doppietta sensazionale per fattura e pregio di esecuzione. Ricordiamo appunto in ogni caso lo stesso Mattugini, Maremmani, insomma è una squadra completa. Forte dei Marmi che a ragion veduta punta a vincere il titolo, a contenderlo all'Odi. Vi dovevamo anche gli arbitri della serata che sono Gio Silecchia di Bari e Enrico Uggeri di Lodi. Per quanto riguarda le panchine, quella dell'Odi ve l'abbiamo già detta, a parte il portiere di scorta Leo Bertozzi, invece lo Steva Bassano schiera Mattia Baggio, Michele Panizza, quindi Leo De Gerone, Giacomo Tumelero. Vediamo intanto questa possibilità di contropiede per Forte dei Marmi, attenzione, prova la conclusione, non trova la porta il Forte e il portiere di scorta che è Davide Merlo, l'allenatore Luis Nunes. Sono trascorsi 6 minuti e 21 fino a questo momento, 0-0 e si gioca a ritmi non esasperati. Il Forte, lo ricordiamo, ha 4 punti da recuperare all'Odi, mentre Bassano appunto ha cambiato la sua classifica in giornata ma deve stare lo stesso allerta. Vediamo ancora l'attacco con Casas, bella parata di Dalmonte. Di Burgaia, scusa, bella parata di Dalmonte su Burgaia. Attenzione, ancora c'è un contatto su Crespo. I falli sono 1-0, segnato fallo a Bassano. Adesso forse la partita si accenderà un minimo. Chiaro che è una gara, Fausto, che risente, per non arrivare a Bassano, di quanto avvenuto in giornata. Il Forte è una mezza via perché ha 4 punti dall'Odi e non è detto che possano bastare, visto il reciproco calendario, le gare che mancano per agganciare il Lodi, ed è abbastanza al sicuro per quanto riguarda la seconda posizione perché le altre sono dietro, hanno una manciata di punti in meno e quindi è una situazione così, a bagnomaria un po' il Forte dei Marmi. Chiaro che l'orgoglio di questi campioni li porterà a provare a vincere qua, sono nato per riscattare il mezzo passo falso con lo Scandiano, però non hanno strettissima urgenza di punti, insomma. Sì, hanno avuto anche per loro clamoroso passo falso in semifinale di Coppa Italia, di cui ha approfittato il Braganza, che poi si è giudicato per il quarto titolo della sua storia. Forte dei Marmi una formazione costruita per vincere e quindi sicuramente avrà qualcosa da registrare. Ha anche un appuntamento sabato quello, di bravo. Era qua di che primo piano, cioè la Coppa, la scontro con il Porto per andare avanti in Eurolega. Certo. Io credo che dovrà lesinare le energie. Esatto, farà una sana gestione, un'amministrazione delle energie che secondo me è già cominciata dalla gara con lo Scandiano, di preservare l'esistente e portare la squadra a puntino per il Big Match con i Lusitani, che vale molto molto di più. Insomma, non è un mistero che Forte voglia fare strada e fa bene il roster per poterlo fare in Europa e poi presentarsi in grande stile ai playoff, perché l'obiettivo minimo della squadra versigliese è centrare la finalissima e a tutti i crismi per poterci riuscire. È chiaro che Gigio Bresciani dovrà registrare l'impianto e a presentarsi pronto per gli appuntamenti che contano, perché poi sappiamo che è adesso che la stagione entra nel vivo, anzi per quanto riguarda il Forte dei Marmi tra 4 giorni, e lì non si potrà scherzare, perché prima lì e poi ai playoff il Forte deve recitare da protagonista assoluto. Minuti trascorsi,
27:08, ancora 0-0, non ci sono state neanche particolari occasioni né di qua e neppure di là. Sì, probabilmente si procede al piccolo trotto. Sul piano tattico Forte dei Marmi cerca proprio la profondità, cerca di servire la punta davanti a Belmonte, non abbiamo mai visto conclusioni da lontano. Bassano ne ha provato qualcuna con Diogo Neves, e comunque mi sembra che Bassano ha iniziato a un ritmo rispetto in partita, e quindi vediamo come va. È vero, Bassano si è tirato via la scimmia nella spalla dopo la gara col Vercelli, che ha patito il psicologico tantissimo. Vediamo ancora l'intervento in fase difensiva del numero 7 Brugai è stato esemplare, perché ha tolto lo smash di fatto dalla stecca di Crespo, se non vado errato. E comunque è una partenza, ripeto, lanciata, ma si nota tantissimo di un Bassano che gioca molto più leggero, vorrei dire quasi leggiadro. Sicuramente una formazione che ha trovato giovamento per quanto riguarda la notizia di oggi, ma deve poi pensare a tener botta, perché appunto basta poco per ribaltare a volte un primo verdetto e poi rischia di trovarsi Bassano diversamente col cerino in mano, perché se per caso Sandrigo riuscisse a far bottino col Breganze alla prossima, o anche quella successiva col Trissino, quella definitiva, e poi con una sentenza favorevole ribalterebbe tutto. Quindi a mio modo di vedere è ancora tutto aperto, quindi Bassano gli converrà star lì con la testa. Ecco, invece Fausto, per quanto riguarda questa stagione non è presto ancora per i bilanci, però sicuramente Bassano ha centrato o potrebbe accettare l'obiettivo della salvezza, che era quello primario. Forse avrebbe potuto farlo con qualche patema in meno, c'è stato qualche pareggio di troppo e questo nel ruolino si nota. Sì, qualche passaggio a vuoto, soprattutto diciamo nei primi mesi invernali, no? Dicembre, gennaio, che sono costati anche la panchina a Massimo Barbieri. Comunque rimane in linea di galleggiamento rispetto agli obiettivi stagionali. Quello sicuro. Attenzione, una cosa che vorrei sottolineare è la capacità difensiva di Forte dei Marmi. Il ripiegamento difensivo che abbiamo visto prima su 2 contro 1 sono orientati tutti bene, paradossalmente, perché si tratta di una squadra che ha qualità tecniche infinite, costruisce proprio sulle capacità e sull'intensità difensiva i propri risultati. Forte dei Marmi, e qua si vede la mano di Gigio Bresciani, che era un difensore di razza, che ci teneva, mordeva le caviglie in senso buono degli avversari quando si appiccicava a un baobab, uno spauracchio. Poi per questo diventava una serata complicata. Gigio era arcigno come marcatore e ogni tanto si faceva valere con qualche pregiata gemma in zona gol. Esatto, sì, decisamente. E quindi insomma squadre che stanno battagliando non col sangue agli occhi, ma insomma ci potrebbe essere l'opportunità di vedere un match abbastanza a viso aperto. Ecco, invece Fausto, nel tuo personale ranking in proiezione scudetto vedi il Lodi davanti a tutti, attenzione, gran conclusione, e il Forte dei Marmi pronto a azzannarlo alla giugulare, oppure ci può essere spazio per qualche sorpresa, tipo il Breganze, vedi in Coppa Italia, che ha fatto la legge con un successo che nell'arco dei 3 giorni è stato ineccepibile. Credo che probabilmente Breganze ha dimostrato che in una partita singola può battere tutti. Bisogna vederlo magari alla prova di una serie, no? Dove bisogna magari vincerne 2 o addirittura 3 se va in finale scudetto. Quindi da quel punto di vista lì pensare che potrebbe andare in onda la solita sfida infinita che ormai caratterizza il finale di stagione da 5 anni a questa parte, e che ha visto negli ultimi 2 prevalere Lodi, mentre prima era stato Forte, potrebbe essere il destino di questa stagione. Però dico anche occhio al Valdagno, vediamo. E divertiamoci soprattutto bene a questi playoff. Occhio al Valdagno, che secondo te, che ha indirizzato il barrage di Coppa CERS, poi alla Final Four potrebbe dire la sua. Ricordiamo che c'è anche la Sarzana come guastatrice. Sì, Sarzana ai playoff comunque può contare sul fattore campo, no? Anche sulla pista particolare di piazza del mercato di Sarzana.
che è sempre insidiosa per andarci a giocare, per cui non lo so, mi augurerei un playoff divertente con partite sempre tirate, magari serie che non finiscono subito. E riguarda la Final Four di Coppa Europa CERS, come la vedi con Valdagno che può graffiare, lo stesso Sardana? In bocca al lupo alle squadre italiane, la Coppa CERS manca da qualche anno. Sì, l'ultimo è stato il Bassano che l'ha portata qua nel 2012, marzo 2012, con Massimo Giudice alla guida. Assolutamente. Poi Breganza l'ha fallita per pochi secondi, purtroppo, nella Final Four di Forte dei Marmi, ospitata nel 2014. E quindi in questo senso Bassano in Europa è stata l'unica squadra vicentina a portare una Coppa Europea appunto qui in sede, e poi è stata l'unica squadra vicentina ad andare in una finalissima, attenzione, non finale, una finalissima, cioè l'ultimissima di Coppa Campioni, sempre qua al Palazzo col Barcellona nel 2007. Un golletto ingannato dal Monte sul tiro perché ha avuto una mezzo carambola, però bravo Ambrosio all'11-12 ha trovato un gol su praticamente un tiretto però ligno, e quindi Ambrosio il gol dell'ex Ambrosio con un tiretto, però quello che serviva, ha ingannato Dal Monte. Federico Ambrosio è uno di quelli che la Coppa CERS l'ha vista. Esatto. Federico Ambrosio, e invece era un'altra squadra e c'era Gigio Bresciani come coach e giocatore su quella finalissima di Coppa Campioni tra Bassano e Barcellona 2007, e con un pubblico che in quell'occasione batté ogni record, sfidò anche le leggi della fisica e dell'impenetrabilità dei corpi, perché ci furono quasi 5.000 persone qua al palazzo, era pieno, non come un uovo, di più, era letteralmente murato il palazzo di gente, non ha mai più registrato una capienza simile, e ricordo una gara, quella finalissima col Barcellona, appunto col Bassano che andò in vantaggio con Orlandi, mancò almeno 3 volte il raddoppio, con 2 volte con Pereira e un'altra volta con Videla davanti al portiere, che fosse andato il Bassano sul 2-0 e magari addirittura sul 3, sarebbe cambiata la faccenda. Poi dopo ha preso coraggio il Barcellona dopo aver tremato quasi per 3/4 di tempo. Peccato, la trama niente da fare per Victor Crespo. E poi dopo vinse 5-2 il Barcellona, come era da pronostico, però insomma Bassano, che ha vinto la sera prima la semifinale, riuscì a creare un'attenzione e una passione attorno all'hockey smisurato, e ricordo un Gigi Bresciani affranto a fine partita, perché ha accarezzato per 3/4 di primo tempo il sogno della Coppa con una squadra che ha messo sotto il Barcellona. Poi alla fine con una squadra del genere, attenzione, non si possono sbagliare occasioni davanti al portiere, e dopo si è stato punito, bordata. Bassano sta ripiegando bene comunque, rientra, è una partita aperta su e giù delle squadre, divertente. Nel frattempo è entrata anche Panizza a dare fiato. È entrato Maremani nel e quindi insomma Bassano dovrà dimostrare quantomeno qua di reggere la contesa. Ha preso gol forse nell'occasione meno nitida tutto sommato, e ci si era disimpegnato bene Mauro Dal Monte fino a quella conclusione. Chiaro, poi ha fatto quel turetto. La conclusione da fuori di Diogo Neves. Riccardo Gnata non si sconfigge. Gnata, ragazzi, è un portiere di cui tutti quanti, adesso lo possiamo dire, ma non che ci volesse un genio hockeyistico, appena l'abbiamo visto in scena da giovanissimo, ancora minorenne, ci siamo andati tutti di gomito per dire, ragazzi, ma quanto forte è questo portierino, anche, ma non tanto sul piano tecnico che lo vediamo tutti, ma sul piano proprio della freddezza, della tranquillità. Lui parava a 16-17 anni come un veterano di 35, e questo la dice lunga, era di fatto un predestinato, Fausto, perché... Sì, comunque le sfide con Mauro Dal Monte, attenzione però, intanto Michele Panizza impatta. Panizza ha trovato un gol, in girata, bellissimo, girata, era in parte coperto Gnata, l'avversario ha trovato un gran gol, Michele Panizza, bravo. Insomma, non so quanti ne potremo raccontare il prossimo anno di Michele Panizza, perché lui ha annunciato che l'intenzione di smettere. Secondo me, io dico, è un peccato. Io ci credo fin lì. È vero che ha motivazioni validissime per farlo, ad esempio l'esigenza della famiglia e i 2 bambini piccoli,
Però secondo me facciamolo riposare un'estate, non voglio dire che debba per forza continuare con Bassano, però non so, mi viene da dire una realtà in A2, la butto qua, attenzione, non c'è nessun appiglio reale, penso alla Roller o una squadra vicina io invece penso che una Serie B. Io invece penso che un giocatore così, se deve finire la carriera, giusto che la finisca in A1 da protagonista. Questo è ancora più logico, mi viene da pensare se ha voglia magari di continuare, insomma, comunque sì. Ci sta, insomma, anche perché quello di quest'anno è stata una stagione travagliata, un problema di una influenza ottimo che si è recupero, peccato è scivolato Barbieri. Sì. Comunque il gol recupera era Crespo, partita aperta, Crespo, parata di Gnata, bravo. Sì, in faccia, poi rinvia in faccia a Panizza. Esatto, gol di Panizza. Le squadre non sono equilibrate, quindi sì, adesso, lo spettacolo esatto. ne trae giovamento, perché si sono gioca spazi da non a briglie sciolte ed è meglio così, e questo denota una volta di più quanto conti giocare così a mente sgombra per entrambe le formazioni, perché si gioca ma con molta più spensieratezza. È fortissimo che Crespo ce l'ha sempre col mondo intero. Crespo è proprio così di carattere lui, è sempre fumantino. Adesso gli beccherà il warning. È inevitabile, perché lui io credo che anche una mano di briscola lo farebbe imbestialire se non ha le carte giuste, ed è proprio così. È arrivato appunto il warning, ci sta, perché ha protestato per una palla alta. Sì, però no, lui è così, è proprio. Però la palla era alta. Se lui non lo fa per cattiveria, che proprio ha una vis agonistica esasperata, immaginiamo appunto che credo che anche su una partita di rubamazzo potrebbe farlo incendiare, quindi così, insomma, comunque minuti giocati 15 e 14, 15 e 24, 1-1 tra Bassano e Forte dei Marmi, le reti di Panizza per Bassano che ha recuperato il vantaggio di Fede Ambrosio, e dicevamo una stagione, Fausto, che si avvia verso la fase più attesa, che saranno i playoff, la chiusura dell'Eurolega, della Coppa CERS. I playoff è una vecchia storia, cioè conta chi arriva meglio, chi ha la condizione atletica migliore, anche perché inizierà quando verranno fatti, cioè a fine aprile, da aprile in poi, aprile inoltrato, a maggio, insomma, in palazzetti il caldo si sentirà, quindi panchina lunga, condizione atletica e ovviamente tenuta mentale, perché i capitomboli si possono anche rimediare, però devi girare pagina entro 2 giorni. Sì, negli ultimi anni l'hockey non ha proposto sorprese, no? Abbiamo detto che la finale sembra una sfida infinita tra Lodi e Forte di Marmi. L'ha fatto la Coppa Italia, semmai. Sì, esatto, la Coppa Italia è capace di scompaginare, perché c'è una partita, nella partita secca può capitare, poi quest'anno va bene, apriamo un inciso. Il Vicentino ha trionfato, perché c'è stata la doppia affermazione di Montebello con le ragazze e con la 2, e poi Breganze, che ha vinto in Coppa Italia 1, a dimostrare che il Vicentino, magari se riuscisse a compattarsi e organizzarli gli eventi, potrebbe dire la sua, ma sicuramente con più costanza. Sicuramente. Per quanto riguarda i playoff vedremo. Ci auguriamo, soprattutto per il bene di questo sport, che siano divertenti, e che di hockey si parli per quello che succede in pista, e non magari per qualche errore, eccetera, di cui hai parlato abbondantemente a inizio cronaca. Sì, è vero. Io sono dell'idea personalmente che sarei anche per la geopolitica, quindi mi piacerebbe, ne accennavamo la settimana scorsa in occasione del match col Vercelli, di come manchino certe piazze, quindi Giovinazzo e quindi Novara, la stessa Trieste, insomma, Matera, Reggio Emilia, tutte realtà che potrebbero completare il panorama nazionale, altrimenti, per evitare che diventi un monopolio toscano-vicentino, insomma, sarebbe bello ampliare il più possibile. Ci vogliono progetti, ci vuole la volontà di dire facciamolo crescere davvero questo sport, non lo so. Adesso aspettiamo e vediamo con fiducia anche l'avvento della nuova Lega con Enrico Stellano, vediamo cosa potrà accadere. È importante però iniziare a lavorare tutti, secondo me, col denominatore comune di una coesione, evitando le lotte di quartiere, a volte di cortile più che di quartiere. Perché ha bisogno di poche divisioni questa disciplina, e di tanta coesione
e di progetti condivisi, perché altrimenti non se ne esce, ma se non altro per riuscire a reggere l'organizzazione di altre discipline che sono partite magari in ritardo rispetto all'hockey pista, ma si sono mosse sul piano del marketing, della diffusione, meglio, lo ammetto con uno statuto con amarezza, rispetto alle rotelle. Peccato perché lo spettacolo, e lo vediamo, è d'alto livello ed è una disciplina che, se uno la va a seguire in TV piuttosto che al palazzetto o in streaming, merita sempre, insomma, Fausto. Sì, va conosciuta e spiegata soprattutto, perché comunque anche il regolamento deve essere capito, deve essere analizzato lo spirito del gioco. Vero. E quindi anche da questo punto di vista bisogna crescere. Però sarebbe importante non cambiarlo ogni 10 minuti il regolamento, adesso è successo, già c'è qualcosa di nuovo, che di nuovo è da un paio d'anni che le cose restano immutate. Sarebbe bello provare a tenerlo così, o alla peggio fare dei correttivi, però sul medio-lungo periodo, se no, se si cambia spesso con scelte radicali, potrebbe essere controproducente. sì. Intanto c'è un attimo di rallentamento nei ritmi del match, le difese sono un po' più registrate. È vero. Credo che nel time out Gigio Bresciani abbia richiamato soprattutto a questo la sua squadra. Anche perché a Gigio cadono i capelli se vede un atteggiamento difensivo sbagliato. Sta entrando Elia Cinquini intanto, esatto, per il fatto di mano. Figlio d'arte, il babbo è stato Mauro, giocatore e anche allenatore, anche a Sardana, quella fuori dalla Toscana. Mi ricordo il tiro mortifero che aveva il papà dalla distanza, era semplicemente il figlio anche ne calca le orme, è vero, sì. è vero, perché tirava delle minelle che si ti prendevano addosso, dovevi fare un rapido passaggio al pronto soccorso e costruire l'epopea del grande Roller Monza. È vero, mamma mia, che squadrone che era anche quello. Ecco, come si è recuperata una piazza come Monza, sarebbe bello riuscire a riattivare altre realtà di punta. Abbiamo saputo dei problemi così societari di Vercelli. Vercelli è una società, ma anche una città che non bisogna mai perdere hockeyisticamente, quindi staremo a vedere. Adesso intanto minuti giocati, 19 e 30 secondi, 1-1, sempre il mezzo si era un attimo rallentato. Adesso staremo a vedere come procederà questo finale di tempo, e come ha osservato giustamente Fausto, si è alzata l'intensità difensiva sui due lati del campo, perché prima c'era molta spensieratezza, era un corri e tira, non è detto che sia sempre un vantaggio tatticamente, il pubblico si diverte anche, però è un rischio per le squadre. Esatto. È gran gol, questa è la tirata letteralmente da casa sua. Elia Cinquini, è la festa del papà e lui ha deciso di onorare il babbo tirando direttamente dal parcheggio del palazzetto. Gran gol, peccato per Bassano. sì, assolutamente, merito a Cinquini, ha tirato direttamente dal parcheggio del palazzo, perché questa sarebbe la partita dove Bassano potrebbe provare magari a fare quel punto, esatto. Che chiuderebbe virtualmente il discorso. Comunque vediamo, attenzione, Bassano non deve sbraccare adesso, esatto, evitare anzi cercare di stare attaccato alla partita. E ne sappiamo qualcosa commentando sabato scorso. Mamma mia, sabato scorso è stato un film, non era una partita. 3-2 e soprattutto negli occhi, a 1 minuto e 25, negli occhi quell'occasione, la giocata strepitosa di Scuccato, che è andato via in serpentina dentro la difesa di Vercelli, ha scartato, anzi ha praticamente eluso anche la guardia di Veludo, e poi con lo alza schiacci e lo smash ha colpito una traversa piena a portiere battuto, e dal possibile 4-2 che avrebbe chiuso definitivamente la questione salvezza, poi c'è stata la magia col tiro impossibile di Ballestero, che a 1,25 ha infilato il 3-2, questa è una buona penetrazione e poi su una pallina persa Scuccato. Esatto, bene Scuccato. Tanto vediamo ancora Forte dei Marmi in possesso di sfera, sta manovrando con
Cinquini che finta ancora la conclusione da fuori, prova una percussione, si fa vedere al centro, attenzione, recupera la pallina, Scucato, Diogo Neves, cattivo controllo, sì, è uscita male sullo stop la pallina, bravo Scucato che ci pare sempre più in palla, sì, in questo finale di stagione è cresciuto molto, sì. E sono mancate le sue conclusioni, alcuni sì, specie del cuore dell'annata. Non si intendono, passaggio impreciso di Michele Panizza, vediamo ancora, Motta recupera proprio Michele, poi perde ancora pallina, commette fallo, l'arbitro non se ne vede, lascia l'erba il vantaggio, palo pieno, traversi interna, anzi Maremmani, qua stavolta è stato fortunato Bassano che quest'anno ha battuto il record di pali e traverse colpite. Buona iniziativa di Vittor Crespo. Deve stare attento con le bastonate sulla sponda, perché gli sono già costate una partita un cartellino blu. Appunto, sono dettagli che possono fare la differenza. Vediamo ancora Maremmani in possesso di sfera. Manovra elaborata da parte di Viareggio, di Forte dei Marmi, che rischiavo la lapidazione seduta stante se non facevo Viareggio con Forte. Chiedo Vegna non è il subito, caso. non è opportuno per un quieto viva. Dicevo da parte di Forte dei Marmi che si era limitato. Ottima iniziativa, un gioco a due tra Diogo Neves e Andrea Scucato, si è infilato sul secondo palo sulla finta di blocco, ha scattato bene. Ancora possesso di Forte che prova, questa è una bella girata, gran di girata, Casa sta salendo in cattedra, sta provando anche a alzare l'andatura e ci sta. Sì, beh, il divario in classifica è evidente, sì. È quello. Attenzione, solo davanti alla porta Casas, poi falli 3-2, ricordiamo per Bassano, 3 falli Bassano, 2 Forte dei Marmi. Prova adesso il Bassano a ricomporre una trama credibile. Mi sembra sia cresciuto anche dal punto di vista fisico negli ultimi tempi. Sì, no, ma anche perché lo richiedeva il gioco di Nunes, che era molto dispendioso e quindi non si poteva tenere i ritmi. Ricordo proprio una gara a Breganza dove Bassano alla distanza è letteralmente scoppiato, non ne aveva più. E da lì ha capito Luis Nunes che bisognava, per l'hockey proposto, cominciare a battere forte sul piano anche atletico, e la squadra ha cominciato a crescere di conseguenza. 1-0-7 al termine di questo primo tempo, 2-1, va via in serpentina, bravo Diogo, ha fatto nel traffico una gran giocata. È peccato per questo parziale, perché Bassano veramente è stato in partita partita eccolo il pareggio, il gol di Diogo, bravissimo Neves, che gol, è andata a pescare proprio a 50 secondi dal termine Diogo Neves, che ieri ha festeggiato il compleanno e oggi ha festeggiato il 2-2 in questa maniera, 24-10, saetta di Diogo Neves. Bassano deve crederci, perché questa è veramente la partita per chiudere i giochi, anche se sembra difficile, in teoria improponibile sul piano dello stretto pronostico. Certo, però 37 secondi tanto è importante. È dura, perché stiamo parlando del Forte dei Marmi, però magari confidando in qualche distrazione o qualche marcia sollevata, anziché spingere a fondo. È chiaro. Io subito. 20 secondi, ultimo possesso, Panizza è mancato per un soffio. Bisogna concedere contropiede a poco dalla fine. Sì, soprattutto perché emotivamente ha un peso cominciare il secondo tempo, così 2 contro 2 potenziale. Prova. La botta da fuori. Ormai finisce qua, così. Esatto. Però è tanta roba, 0-0. Recupera forse un fallo, Forte dei Marmi. 2-2 alla fine del primo tempo. No, va Benone, assolutamente, ma sicuramente Benone. Anche un decimo di secondo, quindi finisce qua con la parata di Gnata, sul tiro di Crespo. Buon primo tempo. 2-2, buon primo tempo. Bassano dimostra di stare in partita, adesso l'arbitro forse lo vuole far ribattere e finisce qua, è pro forma. 2-2 primo tempo, le reti di Bassano, di Diogo Neves e in apertura di Panizza, mentre per Forte dei Marmi hanno segnato Ambrosio e un Gambolide di Cinquini, e ora intervallo per noi e per voi, a risentirci tra qualche minuto. A più tardi.
Si riparte qui al palazzo di Cadolfin, 2-2 tra Bassano e Forte dei Marmi, risultato tutto sommato, anzi senza tutto sommato a sorpresa. C'è un rigore per Bassano, c'è un fallo ai danni di Diogo Neves, non ha avuto dubbi il direttore di gara Uggeri di Lodi, e quindi vediamo, sarà probabilmente Crespo alla battuta. Crespo contro Gnata. 12 secondi del tempo. Vediamo Crespo contro Gnata. 12 secondi dall'inizio della ripresa. Adesso c'è un po' di conciliabolo tra Uggeri e Gnata. Crespo si prepara. Para in prima battuta Gnata, para anche in seconda battuta, il tiro fuori di Crespo. E occasione golosa sprecata dal Bassano per portarsi avanti. Lo ha letteralmente stregato. Sì, anche perché è un tiratore con buona percentuale Crespo, invece Gnata non si è fatto ingannare. Lo scorso anno tirava di più Diogo Neves, sì, mentre era Marco Giulia a tirare le punizioni, e poi invece sono invertiti i ruoli. Comunque Vitor ha avuto buone percentuali. No, assolutamente, direi che fino a sabato scorso le percentuali erano del 50% minimo, adesso le ha un po' sporcate, con 0 su 2 nelle ultime 2 gare. Intanto Forte dei Marmi ha inserito Davide Montaran, per dare un altro che, per parafrasare, sì, mai dire gol a toccapiano. Esatto, un altro che tira delle minelle senza ritegno. E comunque adesso vediamo Forte dei Marmi in possesso di sfera. Attenzione, è stato spostato. Federico Ambrosi ha protestato. Possibilità Crespo, che gol, bellissima questa. Gol Michelino Panizza a rimorchio sull'assistenza di Crespo, che quasi si rompe l'osso del collo, sì, per andare a festeggiare in curva. Se c'era qualche chilo in più di Crespo finiva lungo disteso assista il bacio. Ha fatto sulla coincidenza, è salito Panizza dopo 1 minuto e 29. Diciamo che Crespo si è rifatto abbondantemente del rigore. Sì. Per Panizza, che fa doppietta di Michele, che quest'anno un po' è una novità quasi assoluta. Grande spolvero stasera al cospetto di una delle formazioni più forti d'Italia. Esatto. Ha voluto chiarire alcuni concetti direi di quella che è stata la sua carriera. Esatto, attenzione, poi perde la maniglia Crespo, che è ancora su di giri, non ci sta forte. Adesso chiaramente l'orgoglio, la fierezza di una squadra di campioni che arriverà seconda comunque, però sì, questo direi che in ogni caso, salvo ribaltoni fuori programma, loro sanno che comunque c'è talmente tanto equilibrio, si è visto anche nelle gare di campionato, Lodi è forte, che il fattore campo pesa, intendiamoci, però l'anno scorso è saltato subito. È saltato subito, tra l'altro. Gara finale scudetto in gara 1, subito Lodi è andato ad espugnare e poi l'ha chiusa. Però resta il fatto che si tratta di squadre che sono in grado di vincere l'uno sul campo dell'altra, sì, quindi sempre che arrivino a parità di energie spese e di organico immutato. Mentre 2 anni fa lo scudetto si assegnò in gara 5, sì, ai rigori. Fu una maratona. Mamma mia, attenzione, hanno tentato di giocare sulla caduta di Mauro, certo, confidando che avesse un cattivo controllo con il gambale, che si spingesse lui la palla dentro. Così non è stato, per fortuna di Bassano. 3-2, punteggio importante. Adesso c'è il quarto di fallo al Forte con i 3 di Bassano.
Forte di Mammi che ha alzato il pressing. Sì, per cercare di andare in caccia e recuperare rapidamente pallina. Bella partita comunque. Beh, decisamente, insomma, è stato tolto il tappo della pressione a questa gara e quindi è godibilissimo. Sì, anche se va detto che l'interpretazione che ha dato Bassano della partita di sabato scorso è stata leggera. Sì. Non è stata sicuramente attenta, gara, non è stata in una gestione specie in di partenza. chi doveva per forza vincere. Specie in partenza con quello 0-2 incassato e stava spingendo il Vercelli, ma non stava andando col piede schiacciato sulla tavoletta dell'acceleratore, quindi probabilmente con troppa approssimazione no, perché sarebbe scorretto, però con non quella adesione e partecipazione mentale che richiedeva una gara del genere. E meno male che Vittor Crespo l'ha ripresa a 35 secondi. L'ha ripresa, sì. Diogo Neves era stato tradito dalla generosità, perché sul 3-3 mai devi andare a farti del male quasi da ultimo uomo e perdere pallina, però lo conosciamo, è un ragazzo che si spende al 100%, assolutamente. e quindi ha voluto risolvere. Assassina di Ambrosio che non trova per centimetri. Attenzione però buon con due contropiede. Forti Mammi sta concedendo spazi, sta concedendo ripartenze a cattivi possessi in questa fase da formazione di Tiso Bresciani, quindi comunque è lunga, è dura. Però è un bene finalmente vedere Bassano competitivo con una delle formazioni più accreditate. Coraggio, esatto. Per la verità l'ha fatto spesso in stagione, solo che poi non è mai riuscito a chiudere i match. Però ha un discreto record di pareggi interni in particolare. Vado così a memoria, ma credo che nessuna squadra abbia pareggiato in casa così tanto come Bassano, tre vittorie quest'anno. Con entrambe le gestioni, sia quella di Barbieri e Nunes. Attenzione, questa è una palla persa, evitabilissima. Vediamo ancora. Non è facile giocare sulla pressione di Forte, per niente. Forte di Mammi. Assolutamente. Bassano deve provarci. C'è il quarto di Bassano con il 5 di Forte. Trascorsi 4 minuti e 28, 3-2 Bassano. Vediamo intanto l'arbitro Silecchia che va a dire qualcosa ad Ambrosio. Prova anche a farsi vedere, a far valere Casas. Deviazione. È il tocco di Andrea Scucato. Si sta accendendo intanto la curva che come prassi sfoga Lugora e carica 1000 i suoi nel secondo tempo. Dal meglio di sé, e questo si è già visto perché Bassano sulla scia dell'entusiasmo degli ultra ha trovato il 3-2. Qualche rinforzo da Breganze perché c'è il gemellaggio, comunque l'amicizia delle due curve. Sì, è vero. Attenzione, un buon recupero di Diogo Neves, il lancio per Vito Crespo, recupera su di lui Davide Montaran che rinviene e si impossessa della sfera. Sicuramente dà colore e calore all'ambiente del palazzo in un'occasione infrasettimanale. Tra l'altro questa è una valutazione, attenzione, personalissima. A me dispiace che giocare di martedì? No, non tanto giocare di martedì, ma dover racchiudere il calendario in poche partite nella fase finale del regular season, che a volte è eccessiva, perché ci sono dei momenti che questo sport occhio, recupero di Diogo Neves, salutare per Bassano. Nel modo più assoluto, oltre ad avere delle a volte pause lunghe, magari tra una giornata e l'altra, complice anche le coppe, però sempre degli spazi lunghi. Credo che l'hockey sia lo sport in assoluto che sta, o quasi, lo sport di squadra che sta più tempo fermo in estate, e allora sarebbe, credo, più opportuno ridurre i turni al martedì e dilatare di più l'attività agonistica. Quest'anno ci sono i mondiali a Barcellona, certo, anche quello che sono l'appuntamento più importante, perché
tutte le discipline rotellistiche vengono racchiuse nello stesso spazio, sì. Ed è assolutamente, dal punto di vista promozionale, quello è una fuori scelta discussione, mirata, ottima. Però resta, infatti, in generale mi ricordo anche nelle passate stagioni, sarebbe bello poter ridurre al limite i turni infrasettimanali e dare spazio, anche tempi di recupero alle squadre che non sempre si possono permettere degli organici extra large, allora e giocare ogni partita anche di regular season, ma anche gli stessi playoff con tempi di recupero credibili e un po' più lunghi, e per garantire spettacolo ai massimi e pazienza se si possa andare a giocare anche a giugno, tanto per capirci, salvo appunto casi del genere, o anticipare il calendario, inizio il calendario a settembre, perché altrimenti insomma sarebbe proprio, è un peccato. Attenzione Crespo si libera. Gran giocata di Crespo, è sveglio Gnata, e allora insomma chissà che questi suggerimenti, chiamiamoli così, possono essere accolti nei prossimi anni, perché è giusto valorizzare il prodotto hockey più che mai. Intanto la partita si accende, sì. Vediamo un 2 contro 2. Crespo secondo me è un personaggio dei fumetti, è perennemente in movimento, è qualcosa di tarantolato, è veramente indemoniato. Qualche problema per Diogo Neves infatti vediamo se è una botta, una distorsione, anche si tratti di poca roba, perché ha avuto un problema al ginocchio la settimana scorsa Diogo. Tratta di capire di cosa si tratti, non hanno visto contrasti, può essere una roba fatta anche tutto da solo, c'è su di lui il dottor Diego Ave, magari è semplice pit stop, anche c'è lo staff preparatore e medico. Diogo vuol continuare a vedere la gara, anche se ha poca roba. Dentro anche Cinquini per fare i mani, è uscito Montaran. Sì. Entrato anche Burgaia. Sì, Ambrosio, Burgaia, tanto si è rialzato Diogo Neves, si è rimesso in panchina, vedere se è una botta o qualcosa di diverso. E qui c'è un rigore. Vede un rigore. Ugeri. Scuccato va a chiedere delucidazioni. Forse un tocco di pattino. È facile. Vediamo, la conclusione sarà Federico Ambrosio, specialista del ramo. Pessimo cliente. Direi il peggiore che si possa incrociare. Vediamo Ambrosio contro Dalmonte. È stato lui a sbloccare il risultato. Sì. Ambrosio contro Dalmonte. Vediamo la conclusione. Para Dalmonte, fuori. Bravo. Anzi, è andata proprio fuori. Ero convinto che col gambale l'avesse toccata. Forse c'è stata anche una deviazione impercettibile. Comunque, insomma, diciamo che ha fatto buona guardia, questo conta. E Ambrosio rende la pariglia a Victor Crespo alla voce rigori falliti. E quindi per il momento il punteggio resta 3-2 per Bassano, che però Bassano deve fare a meno di Diogo Neves, che sta meglio, però non sappiamo se adesso è in piedi, chissà che possa rientrare nel giro di qualche minuto, anche perché, ripeto, Bassano ha i cambi ridotti all'osso, uno a grandi livelli, e poi il resto deve fare Mattia Baggio, appunto, il resto deve muoversi con la dispensa di casa, deve svuotare quella, ad esempio appunto Mattia Baggio. E quindi seguiamo un po' l'attacco di Bassano, con Panizza che si sta spendendo in una serata quasi da MVP. È proprio Panizza con una deviazione in ultimo, rischia di mettere in crisi il portiere Gnata. 16-10 da giocare, 3-2 Bassano. Forte Marmi che si fa minaccioso, pronto prova Ambrosio con il giochino dietro porta.
ci ha provato anche prima Platero, esatto. Come è normale che sia. Guai se non fosse così. Murata la conclusione di Crespo, però bravissimo. Bassano sta bene fisicamente. Sì, si nota, adesso sta bene, ma poi secondo me sta molto bene mentalmente, perché quanto è successo oggi l'ha liberato di 1000 pensieri per il momento, perché poi ripeto tutto si può ribaltare, quindi conviene stare allerta fino all'ultimo. Attenzione, bravo ancora Dal Monte, rigore. E c'è un rigore stavolta, c'è stato il colpetto, stavolta è stato Silecchia a farlo presente. Dal Monte non è tanto d'accordo, vediamo, infatti immaginavo che potesse esserci un qualche richiamo ai danni di Dal Monte. Processo. No, a un certo momento è andato prima Silecchia a dire qualcosa a Dal Monte, sì, mi è parso che sì, c'è stato il richiamo verbale. E adesso sarà Cinquini che la tira, la appoggia soltanto, mamma mia. Cinquini che ha dimostrato di essere in palla stasera. Peccato. Sì, è un peccato perché Platero ha fatto segno di aver ricevuto un colpo di bastone alla mano. Cinquini contro Dal Monte. Avrà visto bene il signor Silecchia. Probabile, adesso vediamo Cinquini. Para bene. Ancora bene, Dal Monte. Sì, è in forma, forse l'ha stimolato il confronto con Gnata, è un confronto che si proponeva spesso nelle giovanili, perché sono quasi coetanei, ha un anno di più Dal Monte. Attenzione, pericolo. Qui invece il rigore non lo fischiano. Infatti c'è Crespo che non la prende bene. No, però adesso Bassano deve stare attento. Sì, non deve farsi prendere la frenesia. E magari provare a capitalizzare questi due contro il portiere. Attenzione. E Riccardo Gnata dimostra tutta la sua classe. Mamma mia, su Diogo Neves. 2 contro di lui. Mamma mia. Cosa ha fatto? È andata a colpo sicuro Diogo Neves. Barbieri, un passaggio impreciso, ne approfitta Platero, ecco il pareggio. E c'è il gol di Platero da un passo persa di Nicolas Barbieri, subito capitalizzata da Platero. Al 10-08, peccato, dal possibile 4-2. Platero pesca da un passo il 3-3 sulla pallina persa da Barbieri. Questo gol comunque l'ha segnato Riccardo Gnata. 2 contro 0, 2 contro 0, esatto. Lui ci ha messo il guizzo. Decisamente. Senso del piazzamento, movimento, tecnica di spostamenti ineccepibile. Da scuola di hockey. Vabbè. Ha coperto lo specchio col corpo. E poi purtroppo Nicolas Barbieri ha commesso un errore. Sì. Sta accendendo il clima, c'è un time out. Peccato perché era una buona inerzia. Sì, poteva andare a più 2, era sopravvissuto a 2 rigori e poteva farla e ha avuto la palla per andare sopra di 2. Peccato veramente. Adesso non deve scoraggiarsi e crederci ancora, più che mai. Ripeto, finisse così tanta roba. Vabbè. Per Bassano. (14:46 da giocare). Sì, qualche recriminazione su quella caduta in area di Vito Crespo, però ci sta anche che non concedano rigore, ci sta, va accettato come decisione. Non fa una grinza, niente da dire. È chiaro che Bassano stava cavalcando l'onda, sono stati importanti o con un rigore o col trend positivo in quel momento. Era in fase appunto di fiducia. Vabbè. Adesso si ripartirà col possesso giallorosso. Ancora Crespo.
formazione giallorossa che prova a riproporre la sua manovra. Crespo, che ha una conclusione allo scadere dei 45, di ritrovare appunto fluidità di manovra Bassano. La curva sostiene più che mai la squadra. Vediamo proprio squadra di Forte Marmi che adesso vuole mettere il nasino avanti, sì. E ci tiene, perché ha rischiato un po' troppo negli ultimi minuti. Ha detto no, qua bisogna ribadire. Che bella giocata di Ambrosio. Palla sopra e ancora una palla persa da Nicolas Barbieri, che ha troppa fretta di ripartire, poi la recupera in qualche maniera, la riperde, insomma non è la serata ideale per Nicolas, infatti scuote la testa, deve ritornare a essere giocatore efficace. Esatto. Fare giocate semplici e precise senza forzare. Assolutamente. E adesso tanto di buono c'è, che abbiamo visto anche le azioni precedenti. Attenzione, e ancora si mette una pezza comunque dal monte, forte di mano che sta spingendo. Sì, Diogo non ha nessuno con cui dialogare, poi chiama in causa Panizza per Barbieri, ancora Diogo. Panizza, bravo Diogo, sì, ha tenuto una pallina importante. Una magia di Cinquini. Sì, ha fatto un gran numero, c'era un contrasto. Non fischiano più gli altri. Sì, i falli, ricordiamo 4 Bassano, 7 Forte dei Marmi. E questo lo fischia. Questo è il quinto di Bassano. 12-12. Giustamente, perché questo ci stava. No, temevo qualcosa di peggio. No, è stato il colmo. Ancora Forte, Cinquini. Bassano poi incontrerà tra una settimana Lodi, qua anche Lodi, reddito dell'impegno europeo. Esatto. Attenzione Nicolas. Bello, una bella conclusione di Nicolas, che ha fatto una sterzata improvvisa. È stato bravo. C'è elettricità nell'aria, la partita si è accesa, non è cattiva ma si è accesa. Bassano per una notte vuole recitare da grande. Sì. Qual è stato fino a 2 anni fa? In modo più assoluto. Con la doppia finale di Coppa Italia. Esatto. E comunque l'anno scorso con quinto posto. In modo più assoluto. Bellissimo. Sì, è stato anche perché è inatteso. Come per certi versi sono state inattese le sofferenze e i patimenti di quest'anno. 11-15, 3-3. Vediamo l'attacco sulla punizione di Forte dei Marmi. Uno schema che non si è chiuso perché non ci ha creduto Gaia. Le tocca tutte, le prende tutte Ambrosio. Sì, va a mettere lo zampino dappertutto. Assolutamente una capacità tecnica di primo ordine. Il blocco di ancora Nicolas Barbieri. Andrea Scoccato che ha recuperato, dovrebbe essere pronto per questo finale. Questa è stata di Vittor Bona, l'ha giocato bene, 37, attenzione alla ripartenza di Forte, che è pericolosa. È stata deviata da Nicolas al pelo. Sì, ha fatto un'ottima giocata difensiva nella circostanza. Cinquini, cliente pericolosissimo per i suoi tiri da lontano.
Eccolo. Prova infatti la botta da fuori. Molto veloce il suo tiro. Tanto i falli di Bassano sono 6 contro i 7, stanno salendo i 7 di Forte. Bravo Mauro. Attenzione. E quindi 9:49, partita comunque rapida, sì, è lunga ma rapida nel senso di... Ed è piacevole, ci siamo divertiti sì, questa fino sera. adesso sì. A rifiatare Vito Crespo. Sì, lo tiene per il finale. Sì. Barbieri. Giovo Neves. Buono il possesso di Nicolas Barbieri, che si è ripreso da qualche errore di troppo. Sì, sì. È stato bravo perché psicologicamente era andato, poteva subire la situazione. Sì, certamente. È stato abile a resettare e ripartire. E adesso si riparte con Forte in possesso di sfera. Attenzione a Casas. Burgaglia. Casas. È uscito traversa. È uscito Federico Ambrosi. Esatto. Gigio Bersiani è uno che fa ampio ruotare, ricorso alla panchina. Sì, solo che hanno qualche problema fisico i giocatori. Sì, poi vuole preservare probabilmente per sabato. In particolare Motaran qualche problema. Tanto esce Maremmani, rientra Platero, diventa sicuramente scomodo in questi 8 minuti di alta levatura, sì. È quello che ha firmato il pareggio, lo ricordiamo. Sì, grande giocatore. La curva indomita, non molla un centimetro. Mi sembra la curva del Sandrino. Esatto. È una battuta ma neanche tanto. Vabbè, la curva del Sandrigo si è comportata in maniera straordinaria quest'anno al battesimo della Serie A. Battesimo ritorno, no, non è battesimo. No, più che altro come quantità di tifo, sicuramente è stato il debutto. Sì, ecco, in quel senso. Intanto Scucato Diogo Neves prova ad andare via in serpentina tutto sulla velocità di gambe. Esatto. Di palleggio e patinaggio è sicuramente da uomo di primo ordine. Guardate da fuori di Scucato a sorvolare l'asta. Vai, attenzione. Adesso sta difendendo, le maglie sta finendo difensive. bene Bassano, però. Sì, no, almeno non concede tiri facili, della cosa poi che si chiede una tenuta difensiva. Bene anche qui, hanno recuperato un'ottima pallina, adesso ripartono, ma non è facile perché c'è la pressione. Rientra Crespo per Panizza, stavolta il veterano che va a rifiatare in panca. È abbastanza provato. Ci sta. Poi ha fatto una grande prestazione. C'è un potenziale 3 contro 2 di Crespo, esatto, ha scuccato in pressing, non era arrivato a rimorchio il compagno. Certo. 6:53, non deve sfilacciarsi Bassano. Questi contrasti non li fischiano mai gli arbitri. No. Attenzione a spazio, palo. Bassano sta recuperando adesso la serie di traverse che ha preso tutto il resto della stagione. Possiamo pure dirlo. Sarebbe comunque in credito, comunque vada a fine, però intanto adesso lo diciamo proprio schiettamente. Gigio Bersiani vuole vincere. Fa parte del suo DNA. Esatto. Sul recinto. Pronto a entrare. Attenzione, la palla una deviazione. 6:21. C'è un time out chiesto da Bassano, che forse ha più interesse a rallentare certi ritmi. Bella partita. Sì, nel modo più assoluto. È una gara che si fa seguire da fine stagione, però con buoni contenuti, nel modo indubbio. Certo. Nei parziali la vittoria del Viareggio
parziale ovviamente a Valdagno. Piccola vendetta sulla Coppa, anche se la partita che contava, dire il vero, era quella precedente. Diciamo però vabbè, insomma. In prospettiva terzo posto sì, è un risultato importante perché se la giocano con Breganze, di Reggio, Valdagno e Breganze si giocano in terzo posto. Chiaro. Che è importante in griglia playoff. Stanno attenti anche magari di evitare i Sarzana del primo turno. Sicuramente è una brutta bestia in gergo. Sarzana è protagonista di una stagione al di là di ogni aspettativa, ha indovinato le scelte di mercato. C'è una pallina persa al pronti via subito da Bassano, recupera in qualche maniera Dal Monte, riesce a tamponare diciamo così, l'emorragia, poi Bassano vede di recuperare sfera con Scucato. Adesso va ancora proprio sfera Crespo Barbieri e la perde di nuovo. Attenzione. Magia di Mauro Dal Monte. Cosa ha fatto? Una delle parate più belle che ha fatto quest'anno. Un'autentica mandracata di Dal Monte. Cosa ha fatto? Bravissimo. E ancora una palla persa di Nicolas. Vediamo se adesso se li fa. Nicolas poi deve darci un taglio con le palline perse, perché se le perdi con una squadra di diverso valore magari può anche graziarti. Forte Marmi lo può fare una volta, due no. Para ancora Dal Monte, deve tornare Nicola sui livelli che gli sono consueti. Quest'anno sicuramente ha avuto una stagione più difficile della scorsa. Ancora 5-0-5, il possesso si sta caricando Dal Monte, ma non è che può fare l'uomo ovunque. Bassano deve tornare a difendere, tornare a fare un po' di possesso palla, perché non ci riesce più da qualche lustro. È vero. Adesso vediamo se Diogo Neves riesce a mettere un po' d'ordine. Si va ad Andrea Scucato, uno che di solito di sali in zucca ne ha. Sì, decisamente. Deve passare la metà campo per eludere i 10 secondi e invece il Sigliecchi lo punisce. Gli conteggia quelli anziché la punizione. Adesso non si può lasciare entrare in area Federico Ambrosio, cade. Stesso metodo di giudizio come era successo di là. Esatto. Quindi corretta l'impostazione della coppia arbitrale. Buono questo movimento. Che bordata di Scucato su bravo. Si era liberato bene la combinazione dei due in con tre. È peccato qui. La palla per Scucato 2 contro 2. Possibilità adesso deve cercare di temporeggiare Bassano, lo fa con Diogo Neves. C'è un contrasto, vediamo cosa decide. Questo francamente adesso se la signora che si è messa in mezzo a impallare alla grande attenzione. La visuale in un momento proprio top, comunque non era, ci era sembrato nessun fallo, perché è stato chiamato un fallo in attacco a Diogo Neves quando era l'ostruzione palese del difensore, ma vabbè, questa è la prima chiamata veramente discutibile. Cito Andrea Scucato, ha preso una botta. E adesso deve rientrare Panizza, che ha fatto un pit stop inferiore al... Gli arbitri non fischiano più. Sì. Attenzione, pattino di Eplebero, questo l'hanno fischiato. Speranza che per Scucato sia poca roba. Controllo con il pattino, l'hanno visto gli arbitri. Calma e gesto organizzare il possesso palla. Sì, a 3-29. Per eludere il pressing alto di forte di Marco. Questo è il tema tattico degli ultimi minuti e 30 del match. In modo più assoluto. E adesso è chiaro che Mauro Dal Monte in grande spolvero. Sì, salvo quello certo, se non hai un portiere su di giri e sugli scudi non puoi far punti col Forte dei Marmi. E magari provare a pingere. Nel modo però è dura ovviamente, però chiaro, importante, specie se poi non puoi contare su un eventuale cambio come Scucato. Comunque forse il miglior Bassano degli ultimi 2 mesi. Sì, in modo più indiscusso, indubbio che sia così. Speriamo riesca a portare a casa questo punto. Sì, ancora è lunga eterna, però avrebbe un significato particolare. Vediamo ancora Barbieri, Diogo Neves,
deve giocare anche al limite dei 45, sì. Bassano, l'unica maniera è costringere al pressing forte. Forte di Malmi penso sia la squadra che sa pressare meglio. Tra l'altro, intanto vediamo Scuccato in piedi, non so quanto sarà possibile rivederlo. È già in piedi, già. Vediamo ancora il Forte che manovra al centropista. Le soluzioni le più varie, la conclusione da lontano, la palla dentro per la deviazione di Federico Ambrosio. Però qui vediamo il gol, bellissimo gol di Victor Crespo. Cosa ha fatto Crespo in contropiede? Mamma mia, Victor Crespo, contropiede tranciante di Victor Crespo, minuto 22 e 12. Victor Crespo, contropiede tranciante, mette il suo autografo al sorpasso Bassano. 3-2 e 4-3, scusate, è meglio comunque del 3-3, insomma ti dà un po' più di respiro. Sì. No. Adesso Bassano ci vuole cervello, gambe, cuore, tutto quello che vuoi, ma questa qui è la partita che riscatta forse anche la stagione. Potrebbe riscattare la stagione se la porta a casa così in modo inequivocabile. 2,40 è lungo e tempo, assolutamente. Però deve almeno trovare carica. Attenzione, palla avanti. Bassano. Anche qualche ripallo fortunato, perché qui insomma Bassano almeno alla voce dea bendata deve aspettare un patrimonio moderatamente in credito, diciamo così, quest'anno, quindi deve tenere pallina Panizza dall'alto del suo magistero e invece purtroppo non si riesce. Ha colpito un giocatore di Forte di Malmi in panchina, speriamo nulla di grave, purtroppo è uscita schizzata la pallina. Sì. Va a controllare anche. C'era anche lui nel 94. C'era anche lui nel 94, quella squadra lì lui era giovanissima, aveva 18 anni. Sì. Entrano anche i sanitari, oltre che il dottor Rave, anche i sanitari della Croce Verde. I gemelli Micheloni. Sì. Panizza. Attenzione. Grande Dal Monte mette ancora una pezza, diventa Bagarra 2-0-8 e subito Victor Crespo pugnace come non mai. Sì. Sembra un gladiatore. Lui ha la tenacia nel DNA, ogni tanto può andare fuori dalle righe, ma sulla generosità non puoi dirgli niente. Assolutamente. 1,56. Adesso accelera anche le cadenze Federico Ambrosio che non ne vuol sapere, poi Diogo Neves, attenzione, vuole andare fino in fondo. No, si ferma, mamma mia, tiene che pallina. Cosa ha fatto? Bellissimo. Cosa Panizza? Occasione per Panizza. Grande Bassano, comunque sta facendo quello sì. Sta facendo veramente un capolavoro. Diogo Neves, un'apertura per Panizza che ha tirato a botta sicura. Sì, ma anche straordinario Panizza, Diogo Neves a tenere palla, Victor Crespo, dei leoni veramente. State leonina la squadra. Un po' meno Nicolas, anche se poi qualcosa ci ha messo anche lui. Nicolas deve farsi vedere adesso. È superba la prova di Mauro Dal Monte. Monte direi MVP stasera. Bene anche Andrea. Non è mai entrato Mattia Baggio. No, ripeto, Bassano è cresciuto anche fisicamente. La temperatura no, adesso non è il caso dei veterani. Adesso proprio non se ne parla nemmeno, o meglio, il coach è Luis, però ci pare verosimile non entri Mattia in questa fase. Attenzione, ancora possesso, resiste ancora Bassano, è 1-12, è lunga ancora, finisce mai in effetti. Però questo vediamo se viene un buon possesso, peccato, però ci va Victor, se arriva per primo, no, non deve commettere un fallo sciocco, attenzione, commette l'ottavo fallo a 58 secondi. Questo lo potevi spendere, perché comunque concedevi entriamo in un ultimo minuto che sarà di fuoco e fiamme. Oppure e nel caso della panchina di Forte sarà sicuramente quinto uomo di movimento. Scelgono di fuori Riccardo Gnata. Esatto. Attenzione, vediamo. Scelgono di fare addirittura un minuto così, di solito sono 30-40 secondi massimo. La giocano subito. Vediamo, perché Bassano a zona ci sa giocare. Sì, certo, però sai, c'è anche la componente emotiva, psicologica. E comunque c'è l'uomo in più. Esatto. C'è il palazzetto che si scalda e accende il clima per Bassano.
adeguamenti rombo quadrato secondo me per coprire il più tiro da possibile, lontano esatto. di Cinquini con la deviazione di Ambrosio. Credo sia questa questa la scelta più probabile di Gigio. Il rombo sì, cercando di chiudere resistere. Adesso guadagna passaggio qualche impreciso, secondo. ottimo, perché qui Sì, potrebbe scapparsi il fallo dei 5 secondi. Fischia, Esatto. Vecchia, sì, esatto. Adesso devono mettere il portiere. 41 secondi. E intanto un po' di secondi si possono chiaro. stendere. 41 secondi. Si può andare fino in È chiaro che andrà in pressing selvaggio forte. però intanto è importante, perché poter giocare senza dover concludere Ti mette maggior pressione, dopo avrà meno secondi. Il forte obiettivo suo tenere palla. adesso sì. Bene, Diogo, ed è l'uomo giusto per tenere palla. ancora Diogo, prova ad andare. Questa non la doveva fare, Questa no, è un momento di doveva tenerla, perché veramente al difficoltà. 20. 28 secondi. Rombo, Adesso rombo. fino Ancora all'ultimo, 5, esatto. attenzione. Fuori. Tira fuori Vecchio 20, dai che andiamo. 20 secondi, 18, sembra la notte di Capodanno, ma in realtà è complicata. Sì, attenzione, eccolo lì. No, Non passaggio arriva, impreciso. esatto, deve 10. ripartire. 10. 6 secondi. Vediamo, potrebbe andare. Sì, è andata. Ed è finita qua. Bassano vince una gara e si guadagna la salvezza sul campo, ed è la cosa più importante, signori e signori. E questa è una squadra che adesso alimenta un mare di rimpianti. Bassano vince una gara straordinaria, la più bella gara della stagione. 4-3, si conquista la salvezza sul campo. E allora con questa bella serata Bassano batte Forte dei Marmi 4-3. Signori e signori, buonasera. Grazie a tutti.